Vicenza città blindata. Il derby veneto col Verona è una partita ad alto rischio. Tra i tifosi biancorossi e quelli scaligeri c'è un'antica rivalità. Le forze dell'ordine stanno studiando un piano per evitare che l'antagonismo degeneri. È partito il conto alla rovescia per l'esodo dei supporter dell'Hellas. I 1300 tagliandi a disposizione per la gradinata nord dello Stadio Menti sono andati polverizzati in un solo giorno. Il server del circuito Lottomatica, unico canale di vendita, ha smesso di funzionare per diverse ore e molti ultras veronesi sono rimasti tagliati fuori. I biglietti sono riservati a chi ha la tessera del tifoso. Questa è la prima condizione per partecipare all'incontro, ma a Vicenza la macchina della sicurezza sta lavorando senza sosta. Le forze dell'ordine hanno adottato diverse misure in vista del derby. I biglietti d'ingresso della tribuna centrale, dei distinti e della curva sud saranno riservati esclusivamente alla tifoseria biancorossa, non residente in provincia di Verona. Ma i supporter di Vicenza potranno acquistare i ticket anche sabato dalle 9 alle 11 nei tradizionali punti vendita. L'ultimo incontro ufficiale tra Vicenza e Verona risale al 14 agosto con la partita di Coppa Italia terminata con la vittoria per 2-1 degli scaligeri. Quel giorno non volò nemmeno una monetina, filò tutto liscio. Anche stavolta una parte dei tifosi potrebbe raggiungere Vicenza in treno, ma a differenza di 2 mesi fa, quando i supporter dell'Hellas arrivarono di domenica a metà pomeriggio in una città deserta, domani arriverebbero a mezzogiorno e mezzo in una stazione piena di studenti che tornano a casa, quindi la situazione sarà molto più delicata. In ogni caso i 1300 ultras veronesi saranno scortati dalla polizia fino allo Stadio Menti per evitare incidenti. Io spero proprio che non accada niente, anche perché anche il pubblico veronese è un pubblico civile, no? Non bisogna mai pensare a quei pochi che possono essere quelli che non è quello il pubblico calcistico, sia a Verona che a Vicenza, quindi non credo che ci saranno grossi problemi, però se dovessero esserci spero proprio che anche i giocatori in campo diano una mano a tutti perché il derby non diventi una cosa che sia una guerra e non una partita di calcio.